Appuntamenti in agenda per domenica 18 settembre. In occasione della festa patronale in piazza Matteotti e sul lungomare di Sestri Levante dalle 8 alle 20 fiera di banchi di qualità, giochi e racconti per famiglie a cura della compagnia di Somari di Trento e dalle 12 degustazioni di piatti tipici. A Santa Margherita Ligure va in scena la prima edizione del Santa Cross Triathlon. Alle 9 aprono il Village e il Race Office, alle 10:30 la cerimonia di apertura a cui seguiranno le gare. Nel centro di Chiavari va in scena la festa dello sport. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile avvicinare decine di realtà sportive del territorio. Nella galleria Gianfrancesco Grasso della Società Economica di Chiavari continua la mostra fotografica del Tigullio Fotoforum Sono io ritratto, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Alle 17:30 incontro con Marta D'Avenia su Fotografia non è tecnica ma visione. A Chiavari è possibile visitare le sale del Museo Diocesano di Arte Sacra, che sarà aperto dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto, 7. Si celebra la giornata nazionale dei piccoli musei, festa dunque anche al Museo del Bosco al Lago delle Lame di Rezzoaglio, che conclusa la stagione estiva farà ancora una giornata di apertura straordinaria dalle 10 alle 17. Per l'occasione ci sarà un piccolo pensiero in omaggio a tutti i visitatori. Sempre a Rezzoaglio, in località Farfanosa, si svolge la 16ª edizione della mostra della razza cabannina, con tanti esemplari della razza autoctona che riempiranno l'area attrezzata. Si inizia alle 10. In occasione della 23ª giornata europea della cultura ebraica, ricco calendario di iniziative alla sinagoga di Via Bertora a Genova. Primo appuntamento alle 10:15. Alle 14 visita guidata al cimitero ebraico di Staglieno. Festa in onore della Madonna Addolorata ad Ascona di Santo Stefano d'Aveto. Dalle 14:30 apertura dei giochi e sagre della Piadina Romagnola. Alle 18 estrazione della lotteria. All'ex ospedale psichiatrico di Genova IV alle 16 nello spazio 21 concerto lirico a cura dell'Associazione Liguria Eventi. La Croce Rossa di Gattorna inaugura Il Cuore di Francesco, progetto di cardioprotezione dell'Alta Val Fontana Buona. Alle 16 inaugurazione di un defibrillatore a terra rossa, a seguire quello al Palazzetto dello Sport di Ferrada e alle 17 quello a Moconesi Alto. Appuntamenti per lunedì 19 settembre. Open Day della Scuola Federale di Pallavolo Amis Admo dalle 17 alle 18:30 nella palestra del Parco Tigullio di Lavagna. Concerto inaugurale alle 20 nella chiesa di San Siro di Santa Margherita Ligure per la 7ª edizione del Sibelius Festival. Si esibirà l'Orchestra Giovanile Regionale Paganini diretta dal maestro Vittorio Marchese. Al Cinema Sivori di Salita Santa Caterina a Genova alle 21 proiezione del Sorpasso di Dino Risi, introdurrà Mauro Pirovano. Esclusi e resistenti, migranti del Sahel e dell'Europa è il titolo dell'incontro in programma alle 21 a Villa Sottanis di Casarza Ligure. Interviene il giornalista Duccio Facchini, modera padre Mauro Armanino, missionario della SMA in Niger. Infine a Moneglia alle 21:15 l'oratorio dei disciplinanti nell'ambito della stagione Moneglia Classica Tesori di Liguria, concerto per violino e pianoforte con la violinista Katia Ghigi e il pianista Michele Rossetti.